Oggi parte la quarta edizione di Ci sto a fare fatica in provincia di Treviso. Questo è un progetto nazionale che anche noi della cooperativa Chiricu realizziamo assieme a più di 30 amministrazioni comunali del nostro territorio. Il progetto coinvolge più di 1000 persone, di cui 860 tra ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni. In questo progetto, dove ci si occupa dei beni comuni e del proprio territorio, vengono messi insieme generazioni diverse, i ragazzi, i tutor, no? Giovani disponibili ad accompagnare le squadre di lavoro, e gli handyman, i tutofare. Quindi c'è una trasmissione di saperi, un'intergenerazionalità positiva, dove nel proprio territorio mette in gioco un così grande numero di persone e di realtà diverse: commercianti, amministrazioni comunali, ragazzi e giovani. Il progetto è sicuramente un segnale positivo, no? Che ci dice una cosa molto importante, e che sfata il mito dei ragazzi fannullone. I ragazzi, quando c'è da metterci la faccia e la propria fatica, ci sono, si danno da fare e hanno voglia di spendersi per il bene della propria comunità.